Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza stanno eseguendo da questa mattina 250 perquisizioni in tutta la provincia di Reggio Calabria. Nel mirino degli inquirenti i capi dei principali casati di 'ndrangheta. L'operazione è la risposta dello Stato ai recenti attentati perpetrati nei confronti della magistratura. Tra le famiglie colpite quella dei Tegano, De Stefano, Condello, Piromalli, Bellocco, Commisso, Cordì, Strangio e Vottari. Circa 700 gli uomini impegnati. Un bazooka è stato trovato dalle forze dell'ordine a Reggio Calabria. L'arma è stata rinvenuta in seguito ad una telefonata giunta questa notte al 113 da una cabina telefonica con la quale un anonimo aveva rivolto delle minacce al procuratore capo Giuseppe Pignatone dicendo possiamo colpire quando vogliamo. Il bazooka monouso, probabilmente già utilizzato, era nella zona di San Giorgio Extra. Sono in corso accertamenti tecnici sull'arma. Un uomo di 60 anni, Domenico Giampà, imprenditore nel campo della lavorazione di inerti di Girifalco, è rimasto ferito ieri sera in un agguato nel quartiere Corvo di Catanzaro davanti ad una chiesa. L'uomo è stato colpito da alcuni colpi di pistola esplosi da 2 persone che si trovavano a bordo di uno scooter. Soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale, le sue condizioni non sono gravi. Sul posto i carabinieri. Giampà è stato vittima di un altro agguato nel 2005. Incidente mortale questa mattina lungo la strada provinciale 123 a San Marco Argentano nel Cosentino. La vittima, un pensionato ottantenne TE che intorno alle 6:30 come ogni mattina stava attraversando la strada per recarsi nel suo appezzamento di terreno. Il pensionato è finito per cause in corso di accertamento sotto la Volkswagen Passat condotta da un 35enne di San Soste accompagnato dalla moglie. 2 anziani di Mirto, genitori del noto cantante Peppe Voltarelli, ex leader del gruppo Parto delle Nuvole Pesanti, sono stati aggrediti, malmenati e derubati. Il fatto è avvenuto la sera del 29 settembre, ma è stato reso noto solo ieri, a Rossano Calabro. I 2, Riccardo Voltarelli, 74 anni, e la moglie Anna Brogno, 70, sono stati anche legati ed imbavagliati da alcuni sconosciuti incappucciati che avevano un accento straniero, che poi sono scappati rubando solo 150 euro. La rete ospedaliera che c'è oggi in Calabria non è in grado di andare incontro ai bisogni dei cittadini, a dirlo è Giuseppe Scopelliti, governatore e commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal deficit sanitario calabrese, intervenendo alla videochat del TG1. La ristrutturazione della rete ospedaliera, che prevede riconversioni e non chiusure, ha aggiunto Scopelliti, darà risposte chiare su dove trovare assistenza adeguata ai bisogni dei cittadini. Sono stati consegnati all'impresa Salvatore Fabiano i lavori per l'intervento urgente di sistemazione idrogeologica della frazione Ianò di Catanzaro per un importo di 500.000 euro. Il settore lavori pubblici del comune, in collaborazione con il commissariato delegato della Regione Calabria, ha redatto il progetto esecutivo che prevede anche la ricostruzione dei reticoli idrogeografici in località Gelso, Scala e Rombolotto. È ormai agli sgoccioli l'inchiesta coordinata dalla DDA di Catanzaro sul relitto della nave dei veleni trovata al largo di Cetraro nel Cosentino. Anche l'esito sembra essere scontato, l'archiviazione. Si attendono solo gli esiti delle ultime perizie e quanto trapela da ambienti della procura. Il relitto è stato identificato come quello della nave passeggeri Catania, affondata nel 1917, dopo che un pentito di 'ndrangheta aveva detto che si trattava della Kunsky, che sarebbe stata fatta affondare con un carico di rifiuti radioattivi. Hanno festeggiato il traguardo del secolo di vita le gemelle Rosina e Stella Tallarico di Catanzaro. Le 2 donne, nate il 4 ottobre del 1910 a Cotronei, hanno spento le 100 candeline in un albergo di Catanzaro, dove vivono entrambe da oltre 50 anni. Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco di Cotronei, Mario Scavelli, e quello di Catanzaro, Rosario Olivo. Per festeggiare le 2 gemelle sono arrivati i loro parenti da diverse parti del mondo: Stati Uniti, Austria, Gran Bretagna e Sud America.